Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti di Napoli è sempre bella. Carissimi amici, Napoli-Juventus finisce con un risultato favorevole al Napoli per 2-1 in una partita un po' sofferta nel primo tempo da parte del Napoli, ma una partita veramente interessante, molto bella, che ci ha tenuti tutti con il fiato sospeso sino all'ultimo. Una bella partita, io sinceramente mi sono veramente divertito. Allora, innanzitutto diciamo subito una cosa: il Napoli ha fatto un grande acquisto, sì. Questo centrocampista Anguissa è bravissimo, è un calciatore molto forte, veramente a centrocampo è dappertutto e questa era solo la prima partita. Lasciamolo pure ambientare, diamogli un po' di confidenza con gli amici della squadra che riesce un pochettino vedremo veramente un grande centrocampista. Io non lo conoscevo, sono sincero, non l'avevo mai visto. Infatti quando ho saputo dell'acquisto di Anguissa ho detto: ma dove l'avrò preso il Napoli questo calciatore? Ho visto che fisicamente era ben piazzato, ho visto anche qualche video, ho visto delle cose molto belle, ho detto: ma chissà, speriamo che le faccia pure a Napoli. Ragazzi, è un centrocampista molto forte, non è proprio uno quelli di, come dire, di sfondamento e compagnia bella, ma è uno che sta dappertutto. C'ha anche quel pizzico di Jorginho, cioè quei passaggi brevi, molto corti ma molto importanti a centrocampo. Quindi prima nota positiva di questa gara, il debutto di Anguissa, grande acquisto, grande calciatore. E poi la partita. Nel primo tempo il Napoli è stato un po', come dire, è stato preso alla sprovvista da quell'erroraccio ancora che ci brucia, l'erroraccio di Manolas, perché il Napoli aveva iniziato la gara alla grande, come si suol dire, con l'approccio giusto, non l'ha messa dentro un paio di volte nei primi minuti proprio per un pelino. Poi c'è stato l'erroraccio di Manolas che ha tagliato le gambe al Napoli per tutto il primo tempo. Si è vista più Juve che Napoli. E beh, ragazzi, sono esseri umani questi ragazzi e quindi quando tu prepari la partita in un certo modo, no? Psicologicamente, e poi ti trovi in svantaggio in una partita così interessante e così sentita, con un erroraccio del genere, perdi un pochettino le forze. Ma poi, per fortuna, meno male, nel secondo tempo la squadra si è ricompattata, i ragazzi hanno preso di nuovo coraggio ed è venuto fuori il Napoli, la forza di questa squadra, che secondo me, quando rientreranno in forma i vari Lozano e poi Zelinski e poi Mertens e qualcun altro pure, tipo la mancanza di Demme, che adesso è ben sostituito, ma Demme è anche lui un calciatore importante. Quando rientreranno anche questi ragazzi insieme ad Osimhen lì davanti, ragazzi, questa squadra fa veramente paura, Io mai come quest'anno mi sento sicuro con il Napoli. Sì, magari rischio le critiche, ma chi se ne frega. Io devo dire quello che sento nel cuore. Io quest'anno mi sento molto sicuro, molto sereno con il Napoli, anche se non c'è stato calciomercato, diciamoci la verità. Sento che questa squadra veramente può fare bene perché ha i giocatori giusti al posto giusto. Mancava questo centrocampista, Anguilla è un grande centrocampista, ma mancherebbe ancora il terzino sinistro. È vero, sì, mancherebbe il terzino sinistro, ma che ci vuoi fare? Ragazzi, purtroppo il
Napoli, la cassa del Napoli è quella che è, quindi va bene, speriamo che Mario Rui, come ha cominciato bene, faccia un grande campionato e che anche i vari Malquit e compagnia bella facciano il loro dovere. Quindi ottima gara da parte del Napoli, una vittoria importante. Il Napoli piazza la Juve a 8 punti di distacco che non devono farci illudere, perché ricordo non molti anni fa la Juve era addirittura 11 punti sotto dalla prima e poi fece una serie di 7-8 partite, 7-8 vittorie e ritornò nuovamente in vetta. Quindi la Juve ci ha abituato a queste cose, ma noi dobbiamo guardare più al Napoli adesso, perché questa squadra veramente può farci come dire, divertire tantissimo. Io ci credo. Ripeto, Anguissa è un calciatore molto importante, è un acquisto che ci voleva, il Napoli ha pescato bene, forse sarà stato anche fortunato, si tratta di un prestito con obbligazione di riscatto, no? E spero che se fa un grande campionato come ha iniziato, il Napoli poi riscatterà questo ragazzo, perché è veramente un grande calciatore, ha solo 25 anni, va bene? Una squadra ben messa in campo. Questo Spalletti non avevo tanto fiducia, io dico sempre quello che penso, non avevo tanta fiducia di Spalletti, ma mi sto convincendo che forse mi sbagliavo e sono molto contento di sbagliarmi. Se questo deve favorire i risultati del Napoli, voglio che io venga sempre smentito, ma che il Napoli faccia risultato e vada avanti. Allora, grande vittoria, in occasione di festeggiamento ho messo anche la mia sciarpa azzurra, la quale metto sempre quando guardo la partita, per festeggiare questa vittoria importante che per la classifica non dice assolutamente niente, perché siamo appena alla terza, però è una partita importante, perché battere la Juventus ha sempre un sapore molto particolare, molto speciale. Il Napoli l'ha battuta meritatamente e quindi onore alla squadra e gioia a noi tifosi partenopei per questa bella e importante vittoria. Adesso guardiamo avanti, guardiamo all'Europa League, guardiamo alla prossima con l'Udinese, ma certamente con fiducia, perché questa squadra non può altro che migliorare e migliorerà, ne sono veramente sicuro. Comunque, cari amici, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.